Aumentano le donazioni ai trapianti di tessuti e di organi, si registra una flessione nella donazione del sangue. Il dato veneto, peraltro in linea con il trend nazionale, è stato reso noto alla vigilia della giornata mondiale del donatore assieme all'appello di Avis e Regione. I donatori non bastano, dice il presidente dell'Avis regionale Giorgio Brunello. Il trend è che noi soffriamo di un calo di donazioni e rispetto al passato dove eravamo continuamente in crescita e anche le province dove c'era una forte affluenza di donatori e di donazioni, anche lì siamo un po' in difficoltà. Quindi per noi domani la cosa importante è la giornata mondiale, ma cerchiamo di fare uno sforzo aggiuntivo per cercare di avere più donatori e più donazioni. In Veneto lo scorso anno sono calate le donazioni di sangue Avis anche nelle province dove solitamente si registravano i migliori risultati: Treviso, Venezia, Rovigo e Verona. Complessivamente le donazioni di sangue intero da donatori avvisini sono state 185.280, con un calo di quasi l'1% rispetto all'anno precedente. Non è andata meglio per le donazioni di plasma, passate da 30.823 nel 2016 a 27.920 nel 2017. I motivi di questa tendenza sono molteplici e non tutti da leggersi col segno negativo. Il primo e il più bello è quello per l'aumento dei controlli, quindi per la qualità del sangue donato, quindi per i riceventi, per gli ammalati e anche per i donatori stessi. Questa è una cosa molto positiva che ovviamente vuol dire avere più controlli e poi perché i giovani sono meno, ovviamente donano con meno frequenza, questo è un altro punto importante, quindi la chiamata è proprio ai giovani da donare più spesso. E poi c'è il problema dei donatori lavoratori, impossibilitati per motivi contingenti a donare nelle giornate di sabato e di domenica e timorosi a chiedere un permesso extra al proprio datore di lavoro. Ad ogni buon conto, spiega Brunello, pur in un momento di difficoltà i veneti spiccano comunque per la loro generosità, tanto che l'autosufficienza regionale per sangue ed emocomponenti è stata confermata anche nei primi mesi del 2018. E poi c'è un'altra frontiera a cui guarda con interesse Avis. Tutte le comunità di stranieri sono molto attenti alla donazione, però occorre che ci sia anche un rapporto diretto rispetto alle associazioni e rispetto anche alla comunità stessa. Io credo che questa sia una nuova frontiera, siamo sempre più appunto multietnici, multirazziali e questo è un modo per loro per sentirsi più cittadini, quindi anche questa chiamata a tutti coloro che magari non sono da sempre in Italia ma sono nuovi italiani o comunque sono residenti qui, regolari, insomma occorre che su questo tutti ci spendiamo un po' di più.